fa notte, the colors of the rainbow, il sole se ne scende, so pretty in the sky, ma venne quasi also on the faces una of malinconia. people going by, Sotto la friends shaking hands, io resto a ridere. saying, how do you do? Quando fa notte, il sole se ne scende. They're really saying, I love you. Ma nato sole più bello di te, oh sole mio, sta in fronte a te. Oh sole mio, sta in fronte a te. Skies of blue Più bello in me, and clouds of white, oh sole the mia, bright last day, sta in the fronte a sacred te. night. Apple flages in giovane, mon papa, it's a wonderful song. For I have an angel, sta in fronte a te. Sta in fronte a te. Buongiorno, What a Passa di Wonderful qua. Soul, questo è il brano che abbiamo appena ascoltato e interpretato dai Neaco, che è una band eclettica per tanti motivi che fra poco vi spiegheremo. Sta per innanzitutto... Neaco con la N e la C maiuscola e l'apostrofo sta per Neapolitan Contamination, perché noi pensiamo che la cultura napoletana sia un modello di civiltà inclusiva che trasforma la contaminazione, l'accoglienza dei popoli in evoluzione, in fattore di civiltà. Una volta Renzo Arbore mi fece vedere a New Orleans una band jazzistica e mi dimostrò, a suo dire, che il jazz è napoletano. Perché in quella band di New Orleans c'erano due elementi napoletani, quindi evidentemente c'è una universalità del linguaggio musicale che riesce a penetrare e a contaminare altri linguaggi. Ma il jazz è napoletano, primo perché parte dagli Stati Uniti del Sud come Napoli è una città del Sud, e secondo perché, ripeto, l'accoglienza, la contaminazione è un fattore di energia nella musica. Come avete fatto a passare, voglio dire, tecnicamente, c'è una scala, come si fa a passare da una canzone alla... Cioè, io mai avrei immaginato che potessero stare insieme due canzoni all'apparenza così diverse come Lo Sole Mio e What a Wonderful Ci sono World. degli spazi vuoti in una canzone e in un'altra che noi riempiamo. What a Wonderful World, un titano della musica mondiale di Louis Armstrong, trova il suo corrispondente napoletano. Che bella cosa è la giornata sola, che bella giornata, che meraviglia, e nasce What a Wonderful Sole Mio. Luigi Carbone con la sua band che fra poco ci presenterà ha fatto esattamente questo, più volte, quindi non solo con queste due canzoni accoppiate, ne avete fatti diversi questi Tutte. mix. Ogni canzone deve Tipo avere, esempi. in ogni canzone troviamo un seme di contaminazione lasciato da una civiltà, da un popolo accolto a Napoli. Un esempio, a Tazza e Caffè diventa un reggae, perché il miglior caffè del mondo si beve a Napoli, ma come pianta, come vegetale, il miglior caffè del mondo è giamaicano, e quindi un reggae. O Soldato Innamorato diventa un blues perché alleato del fante Gennarino Esposito nella prima guerra mondiale, che scrive Oi vita, oi vita mia, era un americano. Nel 1917 gli Stati Uniti erano alleati dell'Italia. Ma possiamo anche sentire qualcosa del genere? Ecco, no. Poi No, facciamo un'improvvisazione. poi facciamo un altro pezzo, alla fine facciamo un altro pezzo. Però presentiamoli tutti questi guagliumi che sono con te. Allora, andiamo. Allora, qui abbiamo Aldo Perris è un compositore, l'autore delle orchestrazioni del gruppo. Suona il basso, ha suonato con molti grandi, da Modugno a Gino Paoli, da Bennato a Boccelli.
è di casa qui Rai, è stato per 25 anni direttore d'orchestra qui Rai. Poi abbiamo Annarita Di Pace. Annarita Di Pace non è solo la figura femminile del gruppo, lei è 2 musicisti in uno, è soprano e diplomata in violino, è una delle grandi promesse del sound partenopeo. E poi qui c'è il cofondatore del gruppo, ho l'onore di lavorare con lui sin dall'inizio, direttore artistico Giovanni Imparato. Lui è le percussioni, ha 8 mani, 8 piedi, è un polpo, suona dappertutto. Ha suonato, per dirne una, con Ray Charles, e che gli vogliamo dire? È la nostra guida energetica e anche spirituale, è uno dei pochissimi europei ordinato sacerdote dei tamburi a Cuba. Io ho detto tutto. Davide Grottelli suona tutti i fiati del mondo, flauti, clarini, sassofoni, anche quelli che si devono ancora inventare. Ha suonato anche lui con molti grandi, per citare solo i napoletani, Tullio De Piscopo, Teresa Desio. Molti sassofonisti lo chiamano maestro in Italia perché gli ha insegnato a suonare. Antonio Carluccio, lui è cantautore praticamente dalla nascita, ha lavorato 6 anni con Lucio Dalla, non sembra, da neonato praticamente, alla Tosca, e adesso ha pubblicato il suo ultimo album, Creature, con Fiorella Mannoia, di cui è ospite nel tour. E il piccoletto laggiù? Il piccoletto laggiù, questo è un vichingo partenopeo praticamente, è uno svedese, si chiama Mats-Erik Edberg, virtuosissimo chitarrista svedese, vede, c'ha pure la chitarra. Qualche dettaglio lo faceva presagire, sì. Giallo-blu, suona in tutta Europa, Germania, Regno Unito, Svezia e ci onora della sua Contamination. No, beh, insomma, è una band composita, ma in qualche maniera, diciamo così, si conserva anche l'idea che Napoli sia una città che accoglie, che include, sì, che macina, digerisce e rimette fuori. Ma ti dico una cosa su questa sì, cosa dell'accoglienza, tu dalle persone diverse, se fai come Napoli, puoi sempre trovare, pure in quelli cattivi, qualcosa di buono, E ne perché conosciamo, come ne il abbiamo vaccino, tu prendi Certo. una cosa cattiva e poi coesisti con questa cosa cattiva e migliori. Da quelli uguali a te puoi avere delle conferme, non degli insegnamenti. Napoli Scusami, cerca gli insegnamenti. Luigi, hai detto tutto di tutti, ci manca tu, ci manchi tu. Tu che Sì, dici perché, di te? cioè, la sua seconda attività per hobby è uno dei migliori giuristi nazionali. Insomma. Però, insomma, è un maestro di diritto. Lui in realtà suona e poi per hobby. No, vanno fatte con molta serietà tutte e due le cose, assolutamente vanno fatte con tutta serietà, anzi direi che bisogna mettere nel diritto la stessa passione e la stessa gioia che c'è nella musica, e nella musica la stessa disciplina e la stessa serietà che si usa per il Ma diritto. mica sei l'unico, guardiamo un attimo. Nell'ordine erano, se non le avete riconosciute, Putin, Dario Nardella, neo sindaco, rieletto sindaco di Firenze, Roberto Maroni, ex ministro degli interni di questo paese in governi precedenti, Condoleezza Rice, ex segretario. Molto brava, hai visto? Lei è figlia di un melomane, Condoleezza vuol dire condolcezza, la traduzione male all'anagrafe per sbagliare. E Bill Clinton, ex presidente degli Stati Uniti. Per fortuna io sono molto più modesto da un punto di vista istituzionale, ma come musicista non io, ma questo gruppo è infinitamente più forte. E allora li facciamo sfogare come gruppo, allora un altro brano da
faccia un'introduzione ideologica di questo L'introduzione ideologica, facciamo adesso un brano Michele Ma, una canzone dal significato oscuro, è nata in Mesomara, significato oscuro, una canzone del 600 che però a noi dà l'idea della solarità di una spiaggia caraibica e quindi diventa un calipso grazie all'orchestrazione di Aldo Peris e Giovanni Imperato. E con questo noi vi salutiamo. Grazie. Seguiteci grazie sui social, stiamo dappertutto. Ciao, grazie mille. Grazie, Neoco. Luigi Carbone e il suo band. È nata mezzo mara, Michele Ma, è nata mezzo mara, Michele Ma. Poi una scarola, poi una scarola, poi una scarola. Li turca ce se fanno, Michele Ma. Li turca ce se fanno, Michele Ma. A riposare, a riposare, a riposare. Va fa morire l'amante, Michele Ma. Va fa morire l'amante, Michele Ma. Aduia, 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 aduia. Ja zaccia sta figlio, altre che duia, aduia, aduia. Che vonna di numero morire, uemo che stiamo in goppo disc, ma quando suonam, ma tenga avvisata, i risarracciati numeri. È meglio costapi a di numero, i rica e a racchi che tapo.